Ci sia che è il libro. Il bilancio di previsione della Regione Veneto c'è già. La giunta di Palazzo Balbi lo ha licenziato in anticipo rispetto alle tempistiche generali per scongiurare qualsiasi esercizio o gestione provvisoria. Sono parole dell'assessore al bilancio Francesco Calzavara e consentire all'intero sistema regionale di poter disporre sin dal 1 gennaio 2024 delle necessarie coperture finanziarie per procedere con le attività e gli investimenti a favore di cittadini ed imprese. Sono previsti aumenti per i singoli assessorati per un ammontare di 75 milioni di euro, in aumento la quota per il dissesto idrogeologico. Abbiamo ritenuto con le risorse che rimanevano a disposizione da quella che viene tradizionalmente definita marginalità della Giunta di dare ulteriori risorse all'assessorato per il dissesto idrogeologico, per gli interventi nel nostro territorio, un Veneto fragile che anche con i cambiamenti climatici, con queste improvvise bombe d'acqua piuttosto che temporali, necessita di continui interventi, quindi soldi che probabilmente non basterebbero mai, ma riteniamo di aver dato un segnale di attenzione. Sì, noi finanziamo gli stessi capitoli degli ultimi anni, quindi il bilancio entra in Consiglio regionale con tutte le risorse che hanno finanziato nel corso degli ultimi anni. Rimane il tema delle borse di studio, sulle quali stiamo cercando di capire insieme con il governo, con il ministro Bernini, se quell'ampliamento della platea di aventi diritto debba ricadere solo e esclusivamente nelle casse della regione o ci possa essere una compartecipazione da parte dello Stato. Per noi vuol dire passare da 8 a 21 milioni di euro, quindi una partita importante. Riteniamo che il governo debba fare la sua parte ed essere vicino alle regioni per questa compartecipazione. Sì, di più di quelli che ci sono attualmente non posso assicurare che arriveranno tutti, perché per noi è un salasso, è un impegno importante e che riteniamo di dover sostenere, perché il Veneto che crede nei giovani crede anche nelle università, nella possibilità di frequentare le nostre università attraverso anche un sostegno come quello delle borse di studio. È però un passaggio pesante per il bilancio della regione che cerchiamo e speriamo possa essere compreso dal governo e ci venga incontro.